Passi avanti molto leggeri per la scuola italiana dopo il Covid-19. Sono state presentate le linee guida per il rientro a scuola delle migliaia di studenti che a settembre dovrebbero far chiarezza sulle modalità di organizzazione per una più efficiente gestione della didattica. Si tratta ad esempio di riconfigurare il gruppo classe in più gruppi di apprendimento, di articolare moduli di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso, una frequenza scolastica in turni differenziati. Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, attività didattiche in presenza e digitale integrata, aggregazione delle discipline in aree ed ambiti disciplinari, estensione del tempo scuola alla giornata di sabato. Queste sono alcune delle proposte avanzate nella bozza di preparazione per la ripartenza della scuola dopo il coronavirus. Saranno le scuole a valutare l'opportunità di effettuare la refezione scolastica in 2 o più turni per evitare l'affollamento dei locali. Comuni e province potranno studiare la realizzazione di soluzioni alternative come il consumo del pasto in monoporzioni all'interno dell'aula scolastica ed altre soluzioni. A lamentarsi delle linee guida sono i presidi che dichiarano: il piano scuola non contiene indicazioni operative né definisce livelli minimi di servizio, ma si limita ad elencare la legge sull'autonomia, senza assegnare ulteriori risorse e senza attribuire ai dirigenti la dovuta libertà gestionale. In parole povere, nessun finanziamento aggiuntivo per le scuole ed anzi a carico nostro spese e responsabilità.